mister, a 2 giorni dalla partita di Crotone, innanzitutto è interessante capire com'è la situazione in infermeria. Parecchi problemi dovuti al fatto di tanti affaticamenti. Quando chiedi di stringere i denti, evidentemente in questo periodo non ce ne va bene una, però andiamo a Crotone sapendo che dobbiamo andare a cercare di fare un'impresa, di portare a casa un risultato, e quindi lo sappiamo, siamo tornati dalla Francia con delle certezze e vediamo proseguire. Sappiamo che è una stagione complicata, ma noi siamo pronti per portare a termine questa situazione e anche all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Una delle certezze arrivate dalla Francia potrebbe anche essere il ritorno ad una difesa a 3 o comunque un modulo difensivo, maggiore attenzione alla retroguardia. Io non credo che giocare a 3-4 dipenda molto da essere più difensivisti o offensivi. Ci sono delle situazioni dove devi giocare a 3, delle situazioni giocate a chiaro, che in questo momento, forse visto come hanno fatto a Lens, la difesa 3 dà più certezze, e quindi questo l'allenatore lo percepisce, e quindi abbiamo provato la difesa 3. Non penso che i moduli facciano vincere le partite, sono le interpretazioni individuali dei giocatori che nei momenti particolari qualche volta ti vanno bene, qualche volta ti vanno male. In questo momento noi è un periodo abbastanza sfortunato, non è una scusa, ma viene da dire aver perso a Lens dopo un secondo tempo giocato nella metà campo avversaria, a 30 secondi dalla fine uno mette la palla al centro e noi siamo riusciti a fare 100 gol. Quindi in questi momenti però bisogna sapere riprendere con grande serenità, con grande compattezza di squadra come siamo noi, con quell'entusiasmo che ci ha contraddistinto l'anno scorso, e l'ambiente che deve venirci dietro, di aiutarci nei momenti particolari. In Serie B tutti hanno dei momenti particolari, viene da dire il Verona ha perso 2 partite e quindi è una candidata, lo stesso Crotone ha perso 2 partite dietro fila, noi tutto sommato ne abbiamo persa una ancora, però è vero che non veniamo da tante vittorie, ma la Serie B è questa, è lunga, è una tappa importante, bisogna sapere prendere nel momento che arrivi ultimo e nel momento che arrivi primo. Io l'ho fatta parecchi anni e so cosa vuol dire scalare questa montagna della Serie B. Ecco, a prescindere dal modulo, anche il Crotone sta vivendo un momento particolare, lo ha ricordato, come si affronta il Crotone? Sapendo che noi abbiamo delle armi importanti, noi nessuna squadra, tolto forse il secondo tempo di Salerno, ci ha messo sotto. Questo deve essere un punto di partenza, però sappiamo anche che al minimo errore individuale o al minimo errore di concentrazione veniamo puniti, quindi bisogna aumentare quella concentrazione, bisogna aumentare quella cattiveria su ogni palla, che è determinante per cercare di portare a casa un risultato. Noi sappiamo che al momento che qualcuno molla o per bravura dell'avversario o per demeriti nostri, noi ci castigano. In questi giorni ha visto magari un giocatore in luce particolare, ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa nella formazione iniziale, magari qualcuno che ancora non ha visto il campo? Io ho visto dei giocatori che capiscono il momento, e quindi forse l'allenatore deve percepire che il gruppo dell'anno scorso qualcosa più gli poteva dare. Poi mi viene da dire che qualche vecchietto, se mi dimostra come mi ha dimostrato questa settimana, possono essere molto utili a questa squadra. Mi viene da dire Pizzi, Della Rocca aveva, ho letto anche delle vostre interviste, che era partito bene, poi ha avuto una brutta botta nell'amichevole con Sandonà e quindi non è riuscito più a partire. Poi piano piano abbiamo fatto un processo di lavoro per cercarlo di metterlo, adesso sta bene, ha fatto un buon secondo tempo a Lens. Pizzi secondo me deve capire che se si allena come gli altri l'allenatore non ha preclusione su nessuno. Sta settimana si è allenato molto bene, riparte dalla comitiva, viene ed è candidato come lui a giocare anche lui dall'inizio, quindi questo deve essere il nostro spirito, nessuno si deve sentire titolare né serve. Però sono convinto che questi vecchietti dell'anno scorso devono saper coinvolgere anche i giovani che in questo momento stanno patendo il salto di categoria importante. Ultima cosa per me, a proposito dei giovani, Bonazzoli questa volta come è tornato dall'Under 21? Meglio rispetto all'ultima volta, meglio. Giocatore che adesso è chiaro che è sulle critiche di tutti, però io gli ho detto di stare tranquillo, lui deve cercare di lavorare per la squadra, sono convinto che prima o poi il gol arriverà. Ieri ne ha fatti 2 o 3, ne ha fatto una che è bello insieme rovesciata, evidentemente ci sono dei momenti, gli attaccanti sono questi, però noi non è un momento individuale che ci deve interessare, noi è il momento del Padova. Padova ha detto che deve mantenere la categoria e salvarsi. Io lo sapevo che c'era da soffrire, qualcuno si era illuso, io no, io sapevo, perché l'ho fatta parecchio e quindi so cosa vuol dire. Bisogna sapere cogliere i momenti, l'ambiente ci deve aiutare.
gli ambienti giusti si vedono nel momento di bisogno, bisogna stare intorno alla squadra, bisogna aiutare uno che tenta di fare una giocata e casomai non riesce. Io vi voglio rivedere tutto l'ambiente quello dell'anno scorso. È chiaro che nelle vittorie è più facile, nelle sconfitte invece bisogna essere tutti molto più presi da dire che il Padova deve rimanere in Serie B. Prima parlavi di acciaccati, no? Che ne diversi, ci puoi già anticipare chi probabilmente non porti via? Non so, Clemenza questa settimana non l'abbiamo mai visto. No, se ha la febbre non posso farlo allenare. No, non so, chiedo a te perché... No, Clemenza ha avuto la febbre fino a ieri e quindi un giocatore che ha 4 giorni la febbre e altre cose non penso che possa essere pronto per venire via, quindi non è convocato. Sarno, anche lui ha un problemino. Sarno ha un problema che non si allena, quindi ne avrà per 2 o 3 settimane. Oggi mi si è aggiunto Ravanelli e Trevor, vediamo se possono venire via, se no faranno le cure per dovute essere pronti per lo Spezia. E quindi ci sono dei momenti, ho detto, evidentemente in questo momento dove tutti chiediamo qualcosa di più, in questo momento chiedere qualcosa di più può essere successo che qualcuno si sia affaticato, non c'è stiramenti né niente, Clemenza è dovuto fatto solo di influenza, l'unico forse che c'è un piccolo stiramento è Sarno e gli altri sono tutti affaticamenti, lo stesso anche Mazzocco, evidentemente la Serie B crea questo. Ecco, la difficoltà della Serie B è questo, che quando chiede qualcosa di più ci sono dei momenti dove tutti fanno fatica a smaltire la fatica. A proposito, scusami, hai parlato dei vecchietti, potrebbero tornare utili in partite come queste la loro personalità? Io ho detto che io quando faccio un gruppo non abbandono nessuno, è chiaro che loro mi devono dare segnali. In queste settimane Pinzi mi ha dato dei segnali importanti ed è ripreso in considerazione, ieri è stato in ballottaggio ancora per giocare dall'inizio oppure venire in panchina. E questo deve essere lo spirito di questa squadra se noi ci vogliamo salvare, che nessuno deve guardare il proprio orticello, né io, né i giocatori, né la società, né i tifosi, noi dobbiamo guardare tutto il bene del Padova e bisogna sapere ingoiare le sconfitte e le vittorie allo stesso modo. Categoria molto importante la Serie B dove ci sono dei budget importantissimi, noi abbiamo fatto una linea con la società condivisa da tutti, abbiamo detto puntiamo sui giovani, ma i giovani vanno saputi aspettare e nello stesso tempo i vecchietti devono in questi momenti essere da collante con tutti noi. Senti, la sosta è stata utile, no? Un po' per, tra virgolette, ricompattarsi se mai ci fosse bisogno, nel senso, io ho letto dopo la sconfitta magari... Io ho letto sui giornali compattare, io sarei il primo a dire che se ci fossero dei problemi sarò il primo a dirli. Io ho visto una squadra che ho detto... Compattare nel senso magari fare quadrato, di trovare magari il filo conduttore giusto dopo l'ultima sconfitta. I giocatori seguono quello che dà l'allenatore, fanno allenamento, non hanno sbagliato ancora un allenamento. Questo secondo me è giudicare l'allenatore questo, perché i risultati vanno molte volte in base, ho detto, situazione individuale, noi abbiamo preso 7 gol su calci d'angolo, questo è stato un po' il nostro cruccio. E quindi dobbiamo essere bravi, ma io ho visto una squadra che con l'allenatore, con la società, con tutti, che vuole uscire da questo momento, che non è un momento di crisi, ma un momento particolare, che passano tutti, sta passando il Verona, il Crotone. Se noi ci paragoniamo a questi, viene da dire che allora noi siamo in linea con quello che abbiamo detto all'inizio, noi dobbiamo salvarsi, siamo fuori dalla zona pericolo. E il Verona viene da 2 sconfitte, è una squadra che candidata a stravincere il campionato, come lo stesso Crotone, come lo stesso Foggia, che è una squadra, se non aveva i 8 punti di penalizzazione era seconda. Noi fino a 10 minuti alla fine eravamo in vantaggio, poi abbiamo preso 2 gol come abbiamo visto, quindi la squadra sta facendo secondo me un ottimo lavoro. Manca quel piccola cosa per capire dove riusciamo a portare a casa i risultati, che con l'esperienza, con sapendo perdere, quindi trarre dalla sconfitta quel beneficio importante e non farsi illudere se una partita abbiamo vinto di aver risolto tutti i problemi, anzi io sono convinto che questa squadra qui possa salvarsi, però con grande fatica, però dobbiamo essere tutti consapevoli. Come te lo aspetti il Crotone e chi temi in particolare? Il Crotone è stata la prima candidata a dichiarato da loro che se non tornano in Serie A è un problema. Hanno mantenuto l'ossatura di una squadra che era in Serie A, ha rischiato di salvarsi all'ultimo minuto, hanno preso dei giocatori importantissimi e andiamo là sapendo che è una partita difficile, però non partiamo battuti, non siamo la vittima sacrificale, noi andiamo là sapendo che anche noi siamo andati a Verona, siamo andati a Foggia, abbiamo fatto le nostre cose, se le facciamo negli arco del 90 minuti troveremo un risultato. Io sono convinto che da un momento a quell'altro questa squadra qui darà delle soddisfazioni a tutti, però bisogna sapere aspettare con tranquillità. Se dopo 6 partite siamo qui a dire chi è il colpevole e dovevamo prendere quello o quell'altro, diventa più dura di quella che è.